Bentrovati cari amici amanti della cultura. Siamo all'Auditorium Mario del Monaco della città di Villorba, municipalità sensibile come poco alla cultura, che comunque ci ha permesso anche in assenza di pubblico di realizzare, come da 7 anni a questa parte, i concerti d'inverno. E ospiti per questa nostra produzione uno splendido quintetto d'archi con pianoforte, il Giorgione, composto da Silvia Tessari appunto al pianoforte, Miriam Daldon primo violino, Mattia Tonon secondo violino, Luca Volpato alla viola e Andrea Bellato al violoncello. Saranno interpreti di un programma superlativo. Inizieranno con Luigi Boccherini, se non il primo ad essere considerato virtuoso del violoncello, di certo tra i primi che la storia della musica ricordi, anche per la sua geniale opera innovatrice della tecnica di questo prestigioso strumento. È lo storico componente della prima formazione in quartetto mai conosciuta: Nardini e Manfredi, violinisti, Cambini, violista, e Boccherini, il quale è anche ben noto per essere il creatore del primo quintetto in versione moderna. Un mito considerato l'ultimo erede del Settecento strumentale italiano e il vero precursore di quello che è poi divenuto il romanticismo. Se ci è permesso un sorriso, di lui permane un dilemma. È stato il grande lucchese di Spagna o il grande spagnolo di Lucca? Giusto appunto per sorridere e dare il senso dell'immensità di questo nostro grande musicista. Ebbene, di Boccherini ascolteremo il quintetto numero 12 in Do maggiore per pianoforte e archi, opera 57 numero 6 G418, nei tempi allegretto, un poco presto, marcia, lento, utilizza la marcia notturna delle strade di Madrid, dal quinto movimento del quintetto opera 30 numero 6 G324, e polonaise, allegretto. A seguire la poesia in musica di Robert Schumann, forse il primo compositore a favorire una concezione rivoluzionaria, quella di portare la musica per pianoforte e archi in una simbiosi mai prima riscontrata, se non per i soli archi. Nel quintetto opera 44 si inizia a percepire un'idea della scrittura, se si può dire sinfonica, con intonazione più alta, oseremmo dire volta a quel idealismo romantico sviluppato bene poi da Brahms. Ascoltiamo quindi di Robert Schumann il quintetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 44, nei tempi allegro brillante, in modo d'una marcia, un poco largamente Mi bemolle maggiore, agitato in Fa maggiore, scherzo molto vivace, trio primo et secondo in Mi bemolle maggiore, allegro ma non troppo in Do minore, Mi bemolle maggiore. Ascoltando il quintetto durante la registrazione, mi ha colpito la bellezza del primo tempo, l'allegro brillante, un delicato susseguirsi di alternanze e al tempo stesso una dinamica che mi ha fatto pensare agli umori cangianti dello scorrere della vita. A mio modesto modo di vedere, ideale per un tenero, discreto pensiero fatto in musica ad una persona cara e sempre e comunque presente. Credo che a noi tutti faccia piacere fermarsi un attimo e volgere un importante pensiero a chi abbiamo amato e continuiamo ad amare. La cultura deve servire anche a questo, ebbene, dal quintetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 44 di Robert Schumann, l'allegro brillante come bis, dedicato a chi noi sappiamo. Buon ascolto e a dopo.
Beh, credo sia stata una bella serata, meravigliosa, non bella, musica stupenda. Robert Schumann, Luigi Boccherini ci hanno accompagnato in un sogno fatto in musica. Bene, ho detto tutto, grazie e alla prossima.